Preso il ladro del furto con spaccata al negozio Wind di Piazza dell'Unità a Trieste. Si tratta di un maranza di 20 anni, denunciato dai carabinieri, in passato già sottoposto ai domiciliari. La Slovenia revoca i controlli ai confini con Croazia e Ungheria. L'assessore alla sicurezza della regione Roberti: noi avanti tutta, gli altri paesi non soffrono come il Friuli Venezia Giulia. A fine mese attiviamo il bando e puntiamo a chiudere i lavori già nel 2029, così Natale Ditel, segretario generale dell'autorità portuale, sulla futura stazione di Servola. Dal 15 di giugno via commerciale chiusa nel tratto fra Piazza Casali e via Sant'Anastasio per lavori alle reti, cantiere fino a settembre e modifiche alla viabilità. Il nostro territorio trattato da usa e getta, a seconda degli interessi economici, si torna a una funzione sociale del lavoro, così Marega, il segretario della CGIL Trieste, sulla crisi della Startec. La barca a vela Iancris approda a Trieste con il progetto dedicato alla malvasia e alla tutela del mare, tra valorizzazione dei produttori locali e sensibilizzazione ambientale. Tra elfi, idromele, cornamuse e gruppi musicali da tutta Europa, al Ferdinandeo di Trieste torna l'incantesimo del Triskel, giunto ormai alla sua 26esima edizione. Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. Questi i titoli, ma vediamo subito gli ospiti di ring di questa sera alle 21:10, che torna come ogni venerdì con Ferdinando Avarino. A tu per tu col sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, subito alle 21:10 per circa mezz'ora, poi alle 21:40 il dibattito politico con Lara Di Pace, Partito Democratico, Alberto Polacco, Forza Italia, Gabriele Cinquepalmi, Fratelli d'Italia, Alberto Pasino, Lista Russo. Individuato e denunciato il maranza di 20 anni responsabile del furto con spaccata alla Wind di Piazza dell'Unità d'Italia, incastrato dalle telecamere. In passato il giovane era già stato posto ai domiciliari. Riconosciuto dalle telecamere e acciuffato. Ai carabinieri della stazione di Guardiella sono bastate 24 ore per rintracciare il ladro che aveva messo a segno il furto con spaccata al negozio di telefonia Wind di Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste. Si tratta di un maranza di 20 anni, in passato già sottoposto ai domiciliari. Fondamentale la telecamera interna al negozio che ha ripreso il giovane a volto scoperto. Dopo la visione delle immagini, i carabinieri non ci hanno messo molto per trovarlo. Erano le 4 del mattino di mercoledì quando il malintenzionato aveva divelto un palo di ferro di uno dei cantieri nelle vicinanze della piazza per poi infrangere la vetrata del negozio. Facendosi largo fra i cocci di vetro e munito di zainetto e un paio di guanti, il giovane aveva prima preso alcuni smartphone in esposizione, poi aveva rubato dalla cassa alcune banconote per un totale di 100 euro. Infine era fuggito. 700 euro invece il costo dei danni alla vetrata dell'esercizio commerciale. Il ventenne è stato denunciato. Ancora da chiarire se il giovane sia responsabile anche di altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane nel centro cittadino. E mentre la Slovenia revoca i controlli ai confini con Croazia e Ungheria, l'Italia va avanti con un'altra proroga. Il punto della situazione con l'assessore alla sicurezza della regione Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti. Quindi è bene presidiare e, a fronte di tutti gli arresti anche di passer che sono stati fatti nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni, penso che valga la pena continuare ancora con questa sospensione che del resto non ha creato grossi problemi a chi vive la vita trasfrontaliera. Revocati i controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen con Croazia e Ungheria, l'annuncio del governo sloveno che di fatto ha ottemperato alla raccomandazione della Commissione europea, anche se la sorveglianza continuerà con misure compensative nell'entroterra. Il governo italiano invece ha annunciato un prolungamento dei controlli al confine. La misura era stata adottata a seguito dell'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 per il pericolo di infiltrazioni terroristiche attraverso la rotta balcanica. Il dispositivo, prorogato di 6 mesi in 6 mesi, ha consentito anche di arrestare quasi 300 passeur per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Posso anche comprendere per certi versi la posizione di Croazia e Slovenia, che però non soffrono del nostro stesso fenomeno. Sicuramente Croazia e Slovenia sono paesi di transito, ma di transito e basta. In Friuli Venezia Giulia purtroppo la presenza c'è, quando arrivano in Italia vogliono rimanere, e in più c'è un tema legato comunque alla sicurezza nazionale, perché ricordiamo sempre che l'introduzione della sospensione di Schengen è dovuta al pericolo di infiltrazioni di cellule terroristiche dentro la rotta balcanica.
A fine mese attiviamo il bando e puntiamo a chiudere i lavori già nel 2029, così Natale Dittel, segretario generale dell'autorità portuale, sulla futura stazione di Servola. L'intervista è raccolta nella sua prima uscita pubblica a un congresso su porto e ferrovia organizzato da Fratelli d'Italia. Vediamo. Lo sblocco del finanziamento su Servola, cioè i 199 milioni, ci consentiranno a fine mese di attivare la gara e subito dopo speriamo di iniziare quanto prima i lavori. Ora c'è un ottimismo che porta anche a pensare che il goal, il traguardo del 2030 è ampiamente raggiungibile? Secondo il nostro cronoprogramma sì, attendiamo il decreto del MEF per la settimana prossima e il cronoprogramma contiamo di rispettarlo. Probabilmente riusciamo a finire i lavori alla fine del 2029. Il porto ha investito molto sulla rete ferroviaria, la rete ferroviaria ha investito molto sul porto, perché come dicevo è la porta di accesso del Mediterraneo all'Europa, al centro e al nord Europa, e quindi necessariamente dobbiamo incrociare queste due esigenze, quella portuale e quella ferroviaria, altrimenti non abbiamo lo sbocco a nord e lo sbocco ad est, che è la naturale vocazione di Trieste. Massimo Marega, segretario provinciale della CGIL, è intervenuto sulla questione della Startec. Era ospite questa mattina a Sveglia Trieste. Il segretario provinciale della CGIL Massimo Marega non è ottimista per quanto riguarda il futuro della Startec. Il risultato del tavolo svoltosi martedì a Roma, come è noto, nonostante la presentazione di 2 nuovi soci, secondo i sindacati, ma non solo, non è sufficiente, tanto che prima ancora della riconvocazione fissata per il 7 luglio, tutti attendono con attenzione e trepidazione la data del 23 giugno, scadenza degli ammortizzatori sociali. Il problema qui è che è venuta un'impresa che ha proposto un piano industriale che doveva far uscire sostanzialmente da quella situazione di impasse e di crisi, ci ritroviamo con un'impresa che non ha sostanzialmente più il capitale necessario per portare a compimento quel piano industriale e oggi non è in grado di dirci se ci sono altri soci che possono far uscire e garantire che ci siano questi soci, non dirlo, non serve dirlo, serve fra virgolette chiudere con questi eventuali soci e garantire che c'è un capitale sociale che vada nella direzione di quel piano industriale. Ad oggi da questo punto di vista non c'è nessuna garanzia. Marega però, ospite di Sveglia Trieste, ha ampliato il ragionamento. Le imprese, ha detto, non sono dame di carità, investono se e quando trovano condizioni ed incentivi ad esse favorevoli. Si possono produrre delle politiche in cui almeno una parte delle crisi industriali vengono riassorbite nelle imprese che sono in fase di sviluppo, o mi devo sentir dire dall'impresa che io faccio riferimento al mercato e quindi ti voglio giovane, professionalizzato, con esperienza 20 anni, decennale, perché è questo che ci sentiamo dire, e quindi quelle lavoratrici rimangono disoccupate. Bisogna, secondo il segretario provinciale della CGIL, che non esita a definire ideologica la propria posizione, recuperare concetti forse archiviati troppo rapidamente. Se in una società viene meno la funzione sociale d'impresa e si ragiona solo sull'utile, sul capitale e sul mercato, è chiaro che è quello che noi abbiamo davanti. Io entro, investo fin quando il mio investimento è redditizio, nel momento in cui ho un'occasione migliore me ne prendo e me ne vado, e se poi un paese non è in grado di mettere anche delle regole che a fronte di quegli incentivi magari mi li restituisci o non te ne vai in maniera così, succede quello che noi abbiamo sotto gli occhi di tutti. Dal 15 di giugno è prevista la chiusura per un tratto di via commerciale, cantiere fino a settembre, modifiche della viabilità per lavori alle reti. Il tratto più basso di via commerciale, quello tra piazza Casali e via Sant'Anastasio, sarà chiuso al traffico dal 15 giugno all'11 settembre per consentire i lavori di rifacimento delle reti. Si tratta della prima fase di un intervento più ampio di riqualificazione dei sottoservizi della zona, che andrà avanti a step per circa 18 mesi complessivi. Nel periodo del cantiere verranno sostituite la rete fognaria, rinnovate le tubature dell'acqua e potenziata anche la rete elettrica. Per limitare i disagi, i lavori sono stati organizzati in più fasi e in coordinamento con il Comune di Trieste, cercando di mantenere sempre percorribile l'area delle zone non interessate agli scavi. Dal 16 giugno scatteranno anche le modifiche alla viabilità. Chi arriva dal centro verrà deviato su via Sant'Anastasio, che sarà dunque aperta nel suo sbocco su via Commerciale, mentre chi si dirige verso il centro da Opicina utilizzerà via Pauliana.
Nel tratto tra via Sant'Anastasio e via Pauliana sarà attivo un senso unico e saranno introdotti divieti di sosta. Il cantiere è stato pianificato in accordo tra Comune, Acegas, APS Amga e Trieste Trasporti, anche per coordinare le deviazioni del trasporto pubblico. A lavori conclusi per la fase estiva, l'area tornerà progressivamente alla normalità, con il ripristino della viabilità e dell'assetto stradale attuale in via Sant'Anastasio, in tempo per la ripresa delle attività scolastiche. 81 anni fa, alla fine dei 40 giorni titini, Trieste iniziava quel lento riavvicinamento all'Italia che si sarebbe concluso più di 9 anni dopo. Le campane, le bandiere alle finestre, il sollievo di una città che tornava a respirare. Il 12 giugno del 1945 si concludeva a Trieste l'occupazione delle truppe jugoslave del maresciallo Tito, iniziata 40 giorni prima con l'ingresso in città delle forze partigiane. Erano state settimane drammatiche, mentre la guerra in Europa volgeva al termine, Trieste si trovò al centro di una contesa politica e nazionale destinata a segnarne il futuro. Arresti, deportazioni, sparizioni alimentarono un clima di paura e incertezza che avrebbe lasciato ferite profonde nella memoria cittadina. Dopo l'accordo raggiunto tra gli alleati e la Jugoslavia, le truppe titine si ritirarono oltre la linea Morgan. In città entrò il governo militare alleato, accolto da una popolazione che vedeva in quel passaggio la fine di una stagione segnata da tensioni e violenze. La questione del destino di Trieste però era tutt'altro che risolta. Sarebbero serviti ancora anni di negoziati, divisioni e attese prima del ritorno dell'amministrazione italiana, ma per molti triestini quel 12 giugno di 81 anni fa rappresentò soprattutto il ritorno della speranza, dopo 40 giorni che la città non avrebbe più dimenticato. Dunque le cerimonie questa mattina in Piazza dell'Unità d'Italia. Per noi il 1° maggio 1945 segnò l'inizio di una nuova occupazione, perché all'occupazione nazista fu sostituita l'occupazione jugoslava titina. Ecco, dopo 40 giorni di terrore, il 12 giugno la città, i nostri concittadini, gli abitanti di questa meravigliosa e splendida città poterono vivere liberamente la loro vita, la loro esistenza e soprattutto le loro idee, perché fino al 12 giugno le armate jugoslave volevano trasformare questa città in un'aggiunta del regno dell'Jugoslavia. C'era bisogno e io umilmente e modestamente ho portato la delibera a suo tempo sia per quanto riguarda il Comune di Trieste con la prima celebrazione, nascita appunto della celebrazione di questa giornata, e appena arrivato a Muggia ho fatto lo stesso con Muggia, per cui diciamo che questa è una ricorrenza che va celebrata con tutti i crismi, perché effettivamente queste terre hanno sofferto tantissimo. È ovvio che c'è una memoria condivisa, perché io voglio dire una cosa particolare che è successa il 25 aprile, il giorno della liberazione, e a Muggia c'è stato un intervento da parte di una rappresentante della comunità slovena che ha detto: io quel giorno, quando sono arrivati i titini, ero felice. Ma ognuno ha la sua memoria e va rispettata. Io dico, dopo 80 anni c'è bisogno che però anche dall'altra parte ci sia rispetto di coloro i quali hanno sofferto. Mio padre stava per essere preso, prelevato dai titini e portato chissà dove, e per cui va rispettato. Materie prime critiche a Porto Marghera, l'Italia si candida come primo sito europeo di stoccaggio, l'annuncio del ministro Urso. Nell'ambito della candidatura italiana a ospitare uno dei primi hub europei di stoccaggio strategico di materie prime critiche, il ministro Urso ha incontrato a Venezia il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la prosperità e strategia industriale Stéphane Séjourné, con cui ha effettuato un sopralluogo nell'area di Porto Marghera. Qui a Marghera, dove può disporre anche di un retroporto industriale in cui noi riteniamo di collocare quelle imprese che intendono lavorare sul campo della raffinazione e del riciclo delle materie prime critiche ai fini di garantire anch'esse l'autonomia strategica del nostro continente, riducendo la dipendenza da altri attori. Le materie prime critiche infatti sono essenziali per la nostra indipendenza, ha evidenziato il commissario europeo. Il primo deposito strategico a Porto Marghera potrà avvalersi di 3 sistemi portuali, quello di Ravenna in Emilia-Romagna, di Trieste in Friuli Venezia Giulia e appunto di Porto Marghera. 3 sistemi industriali che rappresentano
in maniera complementare il nord-est e l'accesso marittimo alla nostra Europa. Nel contempo potrà avvalersi dell'interporto logistico di Verona. Il ministro ha incontrato anche il sindaco Venturini. Questo vuol dire posti di lavoro, vuol dire collocare Porto Marghera di nuovo al centro di possibili nuove filiere industriali che vadano a trasformare e raffinare questo tipo di materie prime. Oggi il tema è cogliere questo treno che sta passando da Bruxelles e che vede Porto Marghera come in pole position per attrarre questo tipo di investimento e garantire lo sviluppo di nuove filiere che consentano anche una ripartenza della parte industriale della nostra città. L'industria è motore importante dell'economia italiana, avere qui questo nuovo ruolo ci consentirebbe di dare un nuovo impulso a Porto Marghera. Il progetto però è ancora più ambizioso. Accanto al deposito di stoccaggio, un polo industriale di raffinazione delle materie prime critiche, perché la nostra dipendenza non è solo sulle materie prime critiche, è soprattutto sulla raffinazione delle materie prime critiche che avviene praticamente in un regime di monopolio mondiale in Cina. E insieme alla raffinazione noi pensiamo che si possono realizzare quelle attività di riciclo delle materie prime critiche su cui le nostre imprese, le imprese italiane sono particolarmente vocate. Siamo pronti ad aprire il cantiere già in ottobre. La barca a vela Iancris approda a Trieste con il progetto dedicato alla malvasia e alla tutela del mare. Fatta oggi a Trieste le Iancris, l'imbarcazione protagonista del progetto Sulle rotte della Malvasia senza confini, l'iniziativa che unisce la promozione delle produzioni vitivinicole locali alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e della tutela dell'ecosistema marino. Nel corso della giornata gli organizzatori hanno incontrato istituzioni, produttori e appassionati per presentare un percorso che collega le principali località dell'Adriatico e del Mediterraneo accomunate dalla presenza della Malvasia, vitigno simbolo di una storia secolare di scambi culturali e commerciali tra le due sponde del mare. Con questo viaggio vogliamo raccontare questo tipo di turismo, questo tipo di attenzione, con un'attenzione particolare alla storia di un vino che ha fatto Venezia, che ha fatto conoscere Venezia in giro per il mondo. Il mondo allora conosciuto nel 400 e nel 500 è diventato il primo brand. Venezia lo piantò a Chiereta, lo scoprì a Monemvasia. Nel Peloponneso, in Grecia, lo piantò a Creta e dopo man mano che i turchi avanzavano iniziò anche a piantarlo in Dalmazia, a fare prese dimora in Istria, in Friuli. Partita da Chioggia, la Iancris sta attraversando porti italiani, sloveni e croati con l'obiettivo di valorizzare le diverse espressioni territoriali della Malvasia, promuovendo al tempo stesso un modello di viticoltura sostenibile e attento alla biodiversità. L'iniziativa guarda però anche al mare. L'equipaggio delle Iancris è infatti impegnato da anni in progetti dedicati allo studio dei cambiamenti climatici, delle microplastiche e dello stato dei fondali, trasformando il viaggio in una piattaforma itinerante di divulgazione ambientale. Abbiamo abbracciato questo progetto sul quale mi hanno coinvolto gli amici per raccontare un attimino di una visione di un turismo sostenibile, di un'economia blu che abbia rispetto non solo della costa e del mare ma anche delle persone che vivono nelle città che sono invase periodicamente da turisti. Noi siamo stati in giro per il mondo 30 anni, siamo partiti nel 93, siamo tornati nel 2023 e devo dire che il mare Adriatico, che non avevamo più visto per 30 anni, lo trovo molto molto più pulito. Bene, ci fermiamo per la pubblicità ma torniamo fra poco, state con noi. I dati Alma Laurea promuovono l'Università di Trieste. A trovare un lavoro entro 5 anni dalla fine del percorso di studi è il 97,3% dei frequentatori dell'Ateneo. I laureati magistrali dell'Università di Trieste a 5 anni dalla laurea si collocano ai vertici regionali e nazionali in termini di occupazione, livello di stipendio e mobilità internazionale durante il percorso di studi.
E quanto emerge dal 27° rapporto Alma Laura, che ha analizzato le performance degli studenti laureati nel 2025. In dettaglio, a 5 anni dalla laurea, l'occupazione dei laureati magistrali raggiunge il 97,3%, superando il dato regionale 96,5% e quello nazionale 94,4%, mentre la retribuzione mensile arriva in media a 2.023 euro, 1.977 in Friuli Venezia Giulia, 1.903 in Italia, dati in netta crescita rispetto allo scorso anno, quando l'occupazione di questa tipologia di laureati era stabile al 93%. Le lauree magistrali dell'Università di Trieste si confermano attrattive. Il 47% degli studenti giunge da altre regioni italiane, la media nazionale non arriva al 30%, mentre il 6,7% da altri paesi, con una crescita di quasi un punto percentuale rispetto allo scorso anno. Sale anche la quota dei laureati magistrali che hanno partecipato a un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dal proprio corso di laurea. Si sale dal 13% del 2025 al 16,1% odierno. A un anno dal conseguimento del titolo, l'87% dei laureati triennali che non proseguono gli studi risulta occupato. Lo scorso anno si registrava l'84,8% contro l'81,2% della media nazionale e l'85,4% del Friuli Venezia Giulia. La retribuzione netta mensile è di 1.543 euro, superiore alla media nazionale pari a 1.491 euro. A confermare l'elevata qualità dell'esperienza accademica a Trieste sono anche i giudizi generali degli studenti. L'89% si dichiara complessivamente soddisfatto del proprio percorso universitario, con valutazioni molto positive anche sul rapporto con i docenti, sul carico di studio e sulle attività e infrastrutture didattiche. Musica, rievocazioni, spettacoli e tradizioni. Dal 17 al 28 giugno in Boschetto del Ferdinandeo torna la 26esima edizione di Triskel. Per 12 giorni il Boschetto del Ferdinandeo tornerà a diventare teatro di musica, leggende, danze e atmosfere d'altri tempi. Dal 17 al 28 giugno torna il Triskel, il Festival internazionale di musica e cultura celtica, giunto alla sua 26esima edizione. L'evento conferma la sua formula, mescolando tradizione e spettacolo in un programma ricco di concerti, laboratori, conferenze, rievocazioni storiche e attività per tutte le età. Sul palco saliranno artisti provenienti da diversi paesi europei, tra prime volte assolute in Italia e graditi ritorni, con sonorità che spaziano dal folk celtico alle atmosfere nordiche, medievali e fantasy. Non mancheranno il mercatino tematico, gli accampamenti storici e un'ampia area gastronomica con specialità medievali, prodotti del territorio e proposte vegetariane e vegan. Tanti spettacoli, i gruppi di punta sicuramente come gruppi esteri. Io segnalo Niall McDermott, che arriva dall'Irlanda, è un cantautore attore professionista che ha recitato anche con grossi divi del cinema, e Loco Irish Band dalla Francia, che porterà uno spettacolo anche non solo musicale ma anche visivo. Poi tanti altri gruppi da Repubblica Ceca, Polonia, un sacco di gruppi nuovi, tanti gruppi italiani anche già stati da noi. Novità tante, falconeria, grandissimi 2 weekend con 2 falconerie diverse, ma la novità dell'anno sarà Mimmo, che è un avvoltoio meraviglioso che sarà presente il primo sabato e domenica del Triskel, quindi un'attrazione da non perdere. Triskel conferma inoltre la sua anima sostenibile e inclusiva. Il festival è plastic free e promuove buone pratiche ambientali attraverso iniziative dedicate alla tutela del bosco e alla raccolta differenziata. A completare il programma ci saranno 9 appuntamenti del progetto Triskel itinerante tra Trieste, Muggia, Sistiana e Gorizia. L'ingresso e tutti i concerti sono gratuiti. Festa questo pomeriggio al ridotto De Sabat del Teatro Verdi per gli 80 anni del Circolo della Cultura e delle Arti. Il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste ha compiuto 80 anni, fondato da Gianni Stuparic in un periodo certamente non facile per la città. Nel corso degli anni esso ha mantenuto la propria attenzione nei riguardi del tessuto culturale triestino, ma non solo. E questa sera al ridotto De Sabata del Teatro Verdi l'importante anniversario è stato al centro di una festa che ha fatto sintesi. E quindi abbiamo detto no, raccontiamo quello che stiamo facendo e quello che faremo, perché è più che sufficiente per capire qual è il nostro spirito, qual è il nostro approccio, qual è la nostra mentalità, il nostro grado di apertura. E quindi pochissimo passato, presente e futuro.
Oltre all'intervento del presidente Battaglini, Roberto Morelli ha ripercorso le tappe di questi 80 anni, collegando la storia del Circolo della Cultura e delle Arti all'evolversi della storia sociale ed economica della città, laddove Alessio Colautti, accompagnato dal maestro Corrado Gulin, ha garantito un piacevole intrattenimento artistico e teatrale. Il futuro del circolo, dunque, da un lato un'ovvia continuità con la propria tradizione. Abbiamo dato, cerchiamo di dare qualcosa di diverso, qualcosa di più, quindi sì, è un po' così automatico il fatto che un anniversario scateni una voglia di riflessione e di progetto. La chiave per i prossimi anni sarà data dall'interdisciplinarietà e da una serie di collaborazioni con il Comune di Grado, con l'Associazione Archivio Marcello Mascherini, con il Conservatorio Tartini, con l'Accademia Europeista di Gorizia e l'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, solo per citarne alcune. Ci possono essere degli interlocutori tra virgolette facili con cui si entra subito in empatia, altre volte si può avere un interlocutore più attento agli aspetti amministrativi, agli eventuali costi che possono derivare da una collaborazione. Ecco, il Circolo ha un'esperienza ormai decennale in questo campo e quindi c'è stata già una selezione, abbiamo dei partner consolidati e dei partner però anche nuovi. A fianco del Circolo della Cultura e delle Arti anche la Fondazione CR Trieste. La Fondazione CR Trieste sostiene da molti anni il Circolo della Cultura e delle Arti, precisamente dal 1986, addirittura prima che fosse fondazione, quando era ancora Cassa di Risparmio, ma nulla cambia perché lo spirito di sostegno di istituzioni culturali particolarmente rilevanti come questa è uno dei connotati statutari proprio della Fondazione. Vi ricordo Ring questa sera alle 21:10, è tutto dal notiziario di Tele4, buona serata.